Attualmente qual è la situazione del campo sportivo in Colmata? Ma la situazione del campo sportivo in Colmata diciamo che è quasi terminata, siamo a conclusione di un'opera importante, siamo soddisfatti di averla portata avanti anche perché su quest'opera il Comune di Chiavari ha investito circa €500.000 per mettere in sicurezza uno dei campi principali del nostro comune e per fare in modo che i nostri ragazzi, dilettanti e non, possano usufruirne in maniera sicura e corretta come deve essere. Il campo è quasi praticamente pronto, quando verrà inaugurato ipoteticamente? Ma guardi, intanto il campo metà della settimana prossima è consegnato e naturalmente le squadre potranno allenarsi e giocarci. Per quanto riguarda l'inaugurazione aspettiamo giusto le opere accessorie, penso che poi faremo una festa tutti insieme i primi di ottobre. Che tipo di lavori sono stati svolti? Ma è stato rifatto tutto il sottocampo, cioè la parte sabbiosa del campo, viene messo il manto in erba sintetica che è già stato messo e poi dopo ci saranno gli ultimi lavori accessori come le recinzioni e tutto quello appunto che serve per la sicurezza dei nostri ragazzi. Sicurezza oggi che tengo a sottolineare è importantissima in qualsiasi campo, anche e soprattutto dove ci sono dei bambini, dei ragazzi che si allenano tutti i giorni costantemente. Secondo le ultime vicissitudini dell'Entella, qualora la squadra venisse reinserita in categoria B, il Comune è pronto ad accoglierla? Se sì, come? Ma innanzitutto ci auguriamo che le notizie ultime siano poi confermate. Noi siamo prontissimi, abbiamo sempre lavorato anche lo scorso anno in sinergia con l'Entella e perciò diciamo che tutto quello che facevamo lo scorso anno non avremo nessuna difficoltà a farlo anche quest'anno e i prossimi anni.